Serie D, Girone A, al Cesare Brin si gioca il play-out tra Cairese e Chieri, due squadre che vogliono restare aggrappate con le unghie e con i denti alla categoria, ma solo una potrà salvarsi. Ai padroni di casa basta il pari nei 120 minuti, i piemontesi sono invece chiamati a vincere. Il doppio precedente in campionato non lascia presagire una partita divertente, 0-0 in entrambe le occasioni. Eppure, appena 15 minuti dopo il fischio d'inizio decretato dal signor Mazzer di Conegliano, la partita si sblocca. Fernandez scippa il pallone a Vennucci, apparecchia per Vignaroli, il suo colpo di testa supera Faccioli e fa esplodere di gioia il Brin, gioia incontenibile anche per il classe 2006 che ad appena 18 anni segna quello che forse è il gol più importante della stagione giallo-blu. Leggerezza della difesa ospite che perde palla in area di rigore, la Cairese non perdona. La reazione del Chieri arriva su corner, Edera trova Henry all'altezza del vertice dell'area piccola, pallone a lato della porta difesa da Kangane. La Cairese si riaffaccia in avanti con Anselmo, imprendibile sulla sinistra, prende invece il pallone ma con la mano, il numero 4 Bennucci. Per Mazzer non c'è dubbio, è calcio di rigore con le immagini che confermano il tocco irregolare del difensore in maglia rossa. Dagli 11 metri va Lautaro Fernandez che dopo l'assist confeziona anche la rete del 2-0, rigore perfetto con portiere da una parte e palla dall'altra. Bellissimo l'abbraccio all'attaccante argentino dei bimbi della scuola calcio giallo-blu, presenti allo stadio. Raddoppio Cairese nel finale della prima frazione, prova a riaprire la gara il Chieri, sempre su calcio piazzato. Una mischia scaturita da un corner non premia i ragazzi di mister Molluso, complice l'intervento di Kangane e della retroguardia di casa. Poi sul tiro debole di Edera bloccato dal portiere brasiliano, Mazzer decreta la fine del primo tempo. Squadra a riposo e nel secondo tempo è ancora il Chieri che si butta in avanti con spunticcia, ma il suo tiro nel cuore dell'area è ribattuto ancora dalla difesa. La formazione piemontese si sbilancia e concede spazio ai locali che ci provano con il subentrato Luca Castiglia, destro fuori di poco, fuori di molto invece la conclusione di Vignaroli che fa tutto benissimo ma non inquadra lo specchio della porta. L'occasione più ghiotta per chiudere il match è però sui piedi di Uba Kent, il funambolico attaccante della Cairese però esagera tentando di saltare anche il portiere e l'azione sfuma sulla sinistra. Le ultime speranze per il Chieri di tornare in partita si spengono sul guantone di Kangane che in uscita disinnesca il tentativo di Ferrara. La festa cairese inizia ancora prima del termine dei 6 minuti di recupero concessi da Mazzer, ma al triplice fischio il Brin alza il volume, esplode la gioia del tifo giallo-blu. La squadra di mister Solari batte il Chieri per 2-0 grazie ai gol di Vignaroli e Fernandez e l'anno prossimo giocherà ancora in Serie D.